Buonasera. Buonasera Gianna. Buonasera. Buonasera ragazzi. Buonasera Gianni Cruz. Buonasera. Buonasera a tutti. Stavo cadendo. Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti a Mantia, tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha. Bellissimo ragazzi, Franco Dani. Bene Stefania 100, vieni. Bene, bene, puoi fare. Allora, ma che sorpresa, bella. Grazie cara, è stata veramente una bella sorpresa anche per me essere qui con te questa sera, con Franco Dani. Sai cosa vorrei fare? Un tuca tuca, però è molto difficile fare questo tuca tuca. Avrei preferito, non so, ecco, un microfonino diverso. Non te l'hanno dato il microfono? Non è possibile, no, non è che non me l'hanno dato, è che io non ho molta dimestichezza con gli archetti, sai, io sono un po' all'antica e quindi... Ma dietro le quinte prima? Allora, veniamo un po' più avanti, giusto? Proviamo a fare un tuca tuca così, con una mano, no, magari con Franco Dani, provo a fare un... Solo Franco vuoi? Solo Franco, vieni Franco. Tuca tuca. Allora maestro, facciamo sì, non è molto sciolto lui, non è un po' di legno? È un po' di legno, Ma va bene uguale. Allora te lo ricordi un po' il tuca tuca? In linea di massima. Allora maestro, se vai con... Vuoi che ti tenga il microfono? Vuoi che ti tenga il microfono? Mi piaci. Mi piace. Tanto, tanto. Tocca a me. Stop. Sei un disastro, Lasciamo perdere. Franco. Ho detto tuca, ma mi ti dovevi dice di toccarla. Mi toccava direttamente. Vabbè, lasciamo perdere. Molto bene, è stato fantastico. Grazie Franco Dani. Stefano, non mi guardare così. Ma Bruno Minniti. Ragazzi, vai. No, ma è troppo alto Bruno Minniti. Dove arrivo alto? io? No, troppo alto. Allora, bene, comunque no, Raffaele, dai, lo so, ma Raffaella, ragazzi, voglio vederti il fare il tuca è insomma un Drudi. balletto Drudi è pericoloso. No, Drudi è pericoloso, non so cosa no, ma può sa fare. ballare però Gianni. Sa ballare? Ecco, vedi già comincia. Dove lo vuoi? Da qui o da là? Cioè... Allora, guarda, stai così col microfono. Ecco. Maestro, riproviamo. Allora, mi piaci. Mi piaci. Vai tu. Mi piaci. Tanto. Sembra incredibile, ma sono pazza di te. Ti voglio. Ti voglio. È tanto bello star con te. E quando lo sai che di guardo non stai con te. È bravo. Si chiama tuca tuca. Troppo tuca. Va bravo bene, comunque era molto carino il tuca tuca. Bene Stefania 100, io adesso ti lascio perché ho un impegno molto importante, molto urgente. Cioè? Ma sì, adesso devo preparare il mio nuovo programma per un mittente molto importante. Ma non c'è Iapino? Iapo? No, amore? l'ho visto dietro le quinte. I love you so much. Ciao Iapo. Però ti faccio presente Raffa che stava parlando con una...
Ma ormai sai, non ci sono più di questi problemi. Allora io vi saluto, ma prima vi voglio far salutare da una mia amica, anche se sono bionda con la parrucca di Raffaella. Va bene. Però una mia amica che è Rosanna Cancellieri, che è venuta. Devi fare un appello? Sentiamolo. Io rivoglio le mie pinne rose. Le pinne rose le lasciate all'isola di Famosi. Rivoglio le pinne rose, signori. Datemele. Anna Laura Ribas, Antonella Elia, ridatemi le pinne rose. E poi soprattutto Stefania Cianto, io rivoglio il mio Sandokan. Capir bene, fatemi una flebo di Sandokan. Sandokan lo voglio anch'io. Capir bene, guarda, Capir bene è così carino, simpatico, gentile, sensuale. E lui, insomma, ecco, lui mi diceva sempre: Rosanna, vieni nella cueva, vieni nella cueva, vieni nella cueva che non c'è nessuno. Io sono andata nella cueva e non c'era nessuno. E infatti mi ha fatto proprio questo. Un bacio a tutti. E poi c'è un'altra signorina della televisione che, ecco, ha fatto adesso Sanremo, però con la parrucca mi torna male, ma io insomma vado oltre, capito? Vado oltre. E noi la immaginiamo, parrucca. dai. Voi immaginate che è venuta a trovarci questa sera qui, a mille voci a Risa che vi vuole salutare, vi vuole dire una cosa. Grazie a tutti, da me, da Rita, e grazie a questo pubblico fantastico, a Raffa Martella, a tutti quanti questi che sono venuti e sono intervenuti qui questa sera. Grazie a Stefania Cento, Gianni Turco che mi ha invitato, e ho cantato una bella canzone che è La notte. E hai visto che non porto più gli occhiali, ora ho le lentine, è un look diverso perché effettivamente ho le lentine e poi non ho più il rossetto rosso, quello l'ho finito per un altro look. E mi sono fatta mi sono fatta la farfallina come Belen. Ma che dice, Risa? La volete vedere? No, guarda, ma che una farfallina la farfallina come Belen è molto carina, però ve la faccio vedere la prossima volta. Un bacio a tutti e grazie tante da Risa. Ciao Risa. La mia Gianna, ma ascolta, è vero che questo è il vestito vero? Questo è il vestito originale di Raffa, del Fantastico 91 per l'esattezza, e la sartoria The One di Roma mi fornisce questi abiti per i miei spettacoli, per le mie serate. Vestito sono tutti abiti originali che effettivamente forse porteranno anche un po' di fortuna, io lo la spero, portano sicuro, perché sono gli abiti di Raffa e insomma hanno un valore, certo. Un valore. Ascolta, dici cosa stai facendo di importante questa estate focosa 2012, che fai di bello? Estate focosa, io ho in programma Raff Martella è coinvolto in questo mio progetto. Ah sì? E questo dobbiamo andare più in centro, ragazzi. Inciderò un CD con le mie imitazioni, poi ci saranno anche dei brani inediti, giusto? Sì. Quindi debutterò per la prima volta come cantante, senza, speriamo, imitare nessuno, quindi cercherò di trovare la mia voce. E poi niente, ci saranno delle serate come al solito, c'è uno spettacolo teatrale che andrà in scena tra poco e quindi porteremo poi anche quest'estate. È poliedrica, anche lei è sempre impegnatissima, cantante perché canta molto bene, Gianna, imitatrice, scrittrice, attrice teatrale, hai capito, di tutto e di più. Vabbè, insomma, tutto quello che fa spettacolo senza essere troppo dispersivi, perché altrimenti poi ti dicono: ma quante cose fa? Cosa può fare da grande? Oggi bisogna sapere fare un po' di tutto nel nostro mestiere e Gianna è in gambissima. Grazie a te, grazie a voi e grazie a loro. Ciao Raff. Ciao Gianna, ciao. Straordinaria, veramente. È un vulcano la nostra Gianna.